Ecco, siamo ritornati dopo cosiddetti consigli degli acquisti alla trasmissione sul problema delle liste di attesa che coinvolge tutto il problema della sanità. Abbiamo parlato di quello che erano il filmato che avete visto, chiamiamo lamentele della gente, che in sostanza erano lamentele, e passerei a un altro argomento che fa sempre parte di questo argomento della sanità, su una distinzione che a me piace fare perché ci darà modo di capire com'è che viene svolto il rapporto cittadino, comune, regione e ASL. Allora, quello che ci ho sempre tenuto a distinguere è il problema che salute non significa sanità, sono due termini diversi. La salute è diciamo, governata, stabilita dall'articolo 32 della Costituzione e dice che è un diritto fondamentale di ogni cittadino che deve essere tutelato nella sua salute. La salute, anche questo è un altro concetto importante, non è né privata né pubblica. La salute è del cittadino. È un diritto del cittadino, ma dobbiamo tenere presente che è anche un dovere del cittadino e questo può essere anche un risparmio di spesa. La sanità invece è un'altra cosa. La sanità è quell'insieme di norme che tutelano la salute offrendo determinati servizi. La sanità sì può essere privata o pubblica, però normalmente in tutti i paesi la sanità è pubblica e la sanità privata deve rimanere governata dalla sanità pubblica con i vari regolamenti stabiliti dal governo. Per quanto riguarda l'Italia, la sanità è seguita dalla regione, che ha il compito di dare gli indirizzi per quanto riguarda la sanità, non dalle province, dalla regione. Bene, io ho sempre ricordato quando parlo che la salute il responsabile della salute del cittadino è il sindaco e quindi è il comune che deve avere in mano i problemi. Poi loro danno, adesso c'è la conferenza dei sindaci, danno all'ASL tutte le indicazioni, le necessità di cui c'è bisogno, scusate, alla regione, la regione dà gli indirizzi e l'ASL è quello che dà i servizi. Questo è il meccanismo, quindi il sindaco prende in mano i bisogni del cittadino, li porta in regione, la regione dovrebbe dare in base a quelle che sono anche le risorse, a quelli che sono i vari ragionamenti dei pareri tecnici, perché ci sono tanti tecnici, e passa all'ASL il compito di dare i servizi. Bene, qual è il problema su queste considerazioni? C'è qualcosa che non va in questo sistema? Ripetiamo un attimo da Stivale. C'è una battuta che è necessaria, che la salute non ha prezzo. Anche questo è giusto. La salute non ha prezzo, ma la salute ha dei costi, o giusto. Perlomeno risolvere i problemi della salute ha dei costi, che non sono, purtroppo non possiamo giungere a costi infiniti, parlo in linea generale per tutto. Certo. Se il Veneto però avesse un trasferimento nella quota sanitaria pari a quelli che sono i parametri europei e anche fosse quello della media nazionale, la sanità del Veneto sarebbe in attivo con l'attuale sistema di prestazioni che dà, che è comunque molto sopra i livelli essenziali. Il problema però è un altro sulla sanità, che sembra assurdo, ma è così, che ha un aumento fisso costo annuo a parità di prestazioni tutto uguale. Se noi manteniamo il sistema del 2009 uguale identico nel 2010 mi costa il 6% in più. È un dato fisiologico matematico dovuto a cosa? Ai miglioramenti della tecnologia, all'assistenza sulla tecnologia, cioè tutta quella serie di costi fissi che uno non li percepisce ma che ci sono. E che dovrebbero essere ottimizzati, dopo ne possiamo eventualmente parlare. Purtroppo i trasferimenti che arrivano dallo Stato sono sempre uguali, ormai da 4 anni sono sempre uguali rispetto all'anno precedente, quindi noi abbiamo un gap sempre maggiore. Però lo Stato ci dice anche un'altra cosa, che la politica si deve adeguare, il sindaco si deve adeguare, tutti si devono adeguare, perché non è la politica che lo decide, che tutti i trasferimenti, i livelli essenziali di assistenza, noi in Veneto ne diamo di più. Sui livelli essenziali di assistenza viene dato il trasferimento, non è che vengono decisi perché dei politici più o meno illuminati lo decidono, bianchi, rossi o verdi che siano. I livelli essenziali di assistenza sono decisi da una commissione tecnica e partono
da ragionamenti fatti dall'Organizzazione Mondiale di Sanità. Partono da un livello mondiale che a livello europeo, a livello nazionale è applicato fino alla regione. Su questi paletti tecnici viene poi calcolati i parametri economici sui quali si arriva. Da noi da sempre ovviamente combattiamo finché il Veneto possa avere la media nazionale, perché poi ci sono normalmente regioni che hanno di più, regioni che hanno di meno, per il problema della spesa storica, eccetera, eccetera, ecco, sulle cose su quali noi dobbiamo chiediamo. tenere presente, mi pare che non l'ha detto, che gran parte della spesa è un costo fisso dovuto al fattore umano, cioè alle persone, ai dipendenti. Tant'è vero, questo non voglio fare polemica, ma noi sappiamo benissimo che ci sono alcune regioni che hanno un numero di dipendenti spropositato. Folle. Comunque anche in Veneto la spesa sugli 8 miliardi e mezzo che noi abbiamo, 3 miliardi e mezzo è la spesa ospedaliera, di quei 3 miliardi e mezzo il 52% è per stipendi di tutta l'organizzazione interna, quindi il 52% non è comprimibile. Certo. A meno che non vadano in pensione non li assumiamo, se non assumiamo creiamo problemi perché non c'è personale a sufficienza. L'altro aspetto importante è il privato. Della crescita troppo dei dipendenti burocratici, diciamo, su quello noi siamo d'accordo. Dall'80 quando sono venuto a San Donà è stata un'esplosione. Su quello noi siamo perfettamente d'accordo, e non si riesce più a comprimere. Nel senso che la parte amministrativa ormai è un peso troppo, e lì sul nuovo piano sociosanitario andremo a toccare, perché tutti i piani che hanno presentato le ASL in questi anni sono andati a essere molto pesanti dal punto di vista della parte dipendenti amministrativi che c'entrano poco. È anche vero che molti magari erano, e questo è l'assurdo, infermieri professionali, quindi gente professionale tolta dai reparti per andare nell'amministrativo, e che sindacalmente non vogliono più tornare indietro. Certo. Stanno bene a scaldare la sedia là. Ultima chiusura è l'aspetto privato, perché poi si grida sempre al lupo. Su questi 3 miliardi e mezzo il privato, sulla offerta ospedaliera privata comprese le visite, vale 400 milioni, quindi vuol dire che vale il 10%, che vuol dire che l'intero servizio sociosanitario veneto vale il 5%. Quindi è un sistema molto sotto controllo, rigidamente sotto controllo, certo, come accennava lei, il privato, anche se qualcuno dice che noi stiamo privatizzando la sanità. Certo. Cioè vale il 5% del budget complessivo, il 10%, e su quello e su quei tetti noi non deroghiamo, anzi nella trattativa che ci sarà per il 2011 sarà un crollo ulteriore per dare spazio ulteriormente al pubblico, ma poi il pubblico deve fare il suo dovere. Non ne parliamo oggi, ma quel taglio che è in mente, che io conosco, mi pare eccessivo se non viene allargato l'offerta in altre parti. La dottoressa Zotti cosa risponde però, lei che dovrebbe vedere da un punto di vista diverso? Allora, tecnicamente credo che abbia detto delle cose corrette, se si guardano da un punto di vista tecnico non fa una grinza quello che è stato detto dall'assessore. Da un punto di vista politico io credo che però delle responsabilità si debbano prendere, in quanto insomma, governare per molti anni vuol dire anche avere la responsabilità del governo. Prima il dottor Madeschi ha detto una cosa che è quella del personale burocratico, e lì c'è una scelta, è anche una scelta politica, guardando anche al personale magari più alto, dove la politica, o meglio la partitica, alle volte potrebbe anche starsene fuori dai piedi in alcuni momenti. Ma infatti i sindacati ci hanno distrutto. E questo, allora, perché lì sono trattative sindacali, sì, non politiche. Beh, io credo che ci siano anche delle influenze partitiche un po' forti anche da questa parte. I sindacati ormai stanno un po' da tutte le parti, mi pare, non stiano più come forse storicamente si pensava con la sinistra o col centro-sinistra, ma mi pare si stiano ben distribuendo nel panorama dei partiti attuali. Comunque, al di là di questo, questa è, ribadisco, secondo me una scelta politica e partitica. Dopodiché c'è anche un problema che inerisce direttamente il territorio in cui viviamo, che prima ha fatto un passaggio, che è quello della conferenza dei sindaci. Cioè, una delle domande che spesso ci viene posta è il perché altre ASL o altre province abbiano comunque avuto degli stanziamenti molto più elevati rispetto a quello che invece è stato, diciamo, introiettato da noi, e il perché qui non si sia riusciti, come diceva bene comunque l'assessore, ad avviare una riorganizzazione che fosse più efficace, più efficiente, cioè rispondente sicuramente ai bisogni dei nostri cittadini, ma che non comunque creasse dispersioni.
Anche qua io non scaricherei... Qualche colpa i sindaci ce l'avranno forse? Cosa? Sì, qualche colpa i sindaci ce l'avranno, perché anche nel qui territorio... credo che la conferenza... Esatto, infatti è trasversale. Stavo arrivando anche lì, nel senso che credo che ci siano diversi tipi di problemi. Comunque nella riorganizzazione non penso si possa dare completamente la colpa in modo così forte ai medici di base. Hanno una loro responsabilità, però anche qua è una scelta politica dove si dice se la salute non ha prezzo, a un certo punto in momenti di forte criticità come quelle che viviamo negli ultimi anni si possono anche fare delle scelte non popolari. Capisco che poi ci siano tutti dei problemi tecnici verso cui la politica si va a scontrare, li conosco, però anche qua un po' più di forza e alle volte di impopolarità potrebbe aiutare nel lungo, se non nel breve termine, nel lungo termine. I sindaci, la conferenza dei sindaci di questo territorio ha perso negli ultimi anni molta forza rispetto a quella che aveva una volta e questo è un problema per la salute, è un problema per la sanità e è un problema anche però per gli altri tipi di comunque interessi che ci sono in gioco nel nostro territorio e questa credo però che sia una responsabilità anche qui politica, soprattutto ribadisco degli ultimi anni e non precedente. In precedenza avevano molta più forza. Negli ultimi anni, negli ultimi 7-8 anni, questa forza è andata un po' a scemare e negli ultimi 7-8 anni, mi dispiace, ma il governo non è stato perso, anche forse per responsabilità nostra, però comunque è stato perso dal centro-sinistra e in questo momento qui le amministrazioni sono comunque a capo, molte a capo del centrodestra e in fattispecie della Lega. Non voglio scaricare il problema facendo di facile politica la questione, però tutti questi tasselli ognuno si deve prendere la sua responsabilità e credo che la risposta ad un problema così complesso debba vedere tutti questi tasselli messi assieme. Però guardate che questo problema qui, io sono 40 anni che faccio il medico, 30 anni che sono a San Donà, ho visto la differenza quando è andata l'AS nel 1980 qua, noi sappiamo quanti erano i dipendenti dell'AS, non parlo dei medici, e ho visto nascere in Piazza De Gasperi quel palazzo pieno in maniera spropositata. Io credo che abbia detto bene una cosa lui, anzi la rincaro quando ha detto la lobby. La lobby io la vedo, la lobby dei sindacalisti, la lobby dei partiti, oltre alla lobby dei medici. Perché guardate che certe figure che sono state create, questo lo dico, mi tirerò dietro l'odio di tanti, ma per esempio nell'apparato medico, e questo è gonfiare anche le spese, quando hanno fatto i capi dipartimento, ditemi voi cosa significa che su 3-4 chirurgie c'è il capo dipartimento, è solo per raddoppiare lo stipendio, ma non è che porti un qualche cosa di più. E voi sapete che in pensione si va con quel tipo di cose. Sì, non è da negare questo, però io dico che c'è una commissione, cioè la commissione delle lobby. È una commissione allora qui è una di scelta lobby anche che di governano dire, a un certo punto qualcuno può anche